Buonasera a tutti ragazzi, tra non molto torna l'ora legale, quindi diciamo che mancano pochi giorni. Oggi in effetti ne abbiamo 16, quindi in effetti mancano pochi giorni, in effetti esattamente il 26 ci sarà questo cambio tra il 26 e il 27 ottobre, quindi ci mancano giusto ragazzi 10 giorni, quindi a breve torneremo all'ora normale, quindi dobbiamo mettere le lancette indietro di un'ora, quindi guadagneremo un'ora di sonno. Ciao avvocatella. Quindi in effetti non si sa ancora se sarà l'ultima volta, anche perché l'Italia ancora non ha detto la sua, perché vogliono che rimanga l'ora legale. In effetti non vogliono cambiare più l'orario, vogliono che rimanga così per sempre, quindi l'Italia però non ha ancora preso una posizione in merito al riguardo, quindi non si sa ancora se l'aboliranno oppure no. Al contrario della Francia che già l'ha fatto, in effetti non cambieranno più l'orario lì, rimarrà per sempre questo orario qui, quindi non sappiamo se davvero sarà l'ultima volta. Sì, sì, loro non cambieranno più l'orario, in effetti rimarrà così come sta adesso. Arriva il cambio dal 26 al 27 agosto, ci sta nella notte, in effetti dovremo portare dalle 3 alle 2 l'orologio. La Francia lo farà per l'ultima volta, invece l'Italia ancora non si sa. Quindi in effetti alle 5 già sarà notte più o meno, calcolando che adesso alle 6 già incomincia a fare buio, quindi un'ora indietro ragazzi, verso le 5:10, 5 e un quarto. Ciao Gabriele, sarà sicuramente scuro, diciamo. Vabbè, avvocate, in estate in effetti non sarà tanto, in effetti in estate, che ne so, in Francia invece di fare buio alle 9 farà buio alle 8. Silenti, basta, troppi film e troppi videogiochi fanno male. Quindi in effetti però non è che è vero che in estate fino alle 9, 9:10, 9 e un quarto è ancora giorno. In Francia sarà giorno fino alle 8, 8 e un quarto, non è che diciamo ci stanno 3-4 ore di differenza. In effetti è solo un'ora, quindi non cambierà quasi nulla a finale, anche se rimarrà uguale in Francia. Ad esempio, è l'ultima volta in Francia, qua alle 9 sarà diciamo ancora giorno e lì no, ma a finale sarà lo stesso orario, però loro vogliono rimanere con l'ora diciamo legale, quindi non cambiare più ogni 2 o 3, eh, ora legale, ora solare, ma parecchi stati faranno così, in effetti la Francia, anche la Finlandia, in effetti tanti stati già stanno approvando questa nuova, diciamo, nuova legge che vogliono fare. L'Italia ancora non ha detto nulla, quindi in effetti tra sabato 26 e domenica 27 ottobre, quando sono le 3, e lo so Jasmine, ma molti non lo pensano, non lo so perché. In effetti è più bello quando ci sta più sole che quando ci sta più notte, pure io credo così. Forse per una questione di energia, boh, non lo so. In effetti però un'ora di buio consumiamo di più luce, in effetti poi. Almeno credo, quando ci sta la luce, tu non accendi la luce alle 9, no? Non lo so perché vogliono fare così, ma tutti quanti sono d'accordo per rimanere l'ora legale e abolire l'ora solare. Non lo so perché, ma così consumeremo di più in effetti, perché se in effetti alle 8 è buio, io devo accendere già la luce, invece alle 9 è ancora giorno. Ma non è detto, guarda, a sud si risparmia, no? Perché se alle 8 la luce è andata via, tu accendi le luci di casa. Se invece alle 9 è ancora giorno, tu non li accendi, quindi risparmi. Bah, in Polonia, in Finlandia, eh sì.
già è stata approvata, sono favorevoli al 76% i votanti. Quindi Polonia, Finlandia, Francia, sarà l'ultima volta che loro metteranno diciamo, le lancette indietro e poi non si toccheranno più. Quindi dal 26 e 27 ottobre poi 2020, no, tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2020 non sposteranno più le lancette in avanti, cioè di un'ora avanti. Quindi il prossimo anno perlomeno questi tre paesi, Polonia, Finlandia e Francia, non sposteranno più le lancette avanti di un'ora. Quindi lo faremo, forse ancora noi non abbiamo detto nulla, può darsi che poi venga approvata più in là, quindi ancora non si sa nulla. Vabbè, se non cambieranno, speriamo di no a noi che mettono l'ora solare. Io sarei più d'accordo a mettere l'ora solare come l'ora proprio decisiva, in effetti, così avremo sempre un'ora di luce in più, pure in inverno, e buonanotte. Sarei più propenso a firmare per l'ora solare per sempre e non per l'ora legale per sempre, perché così avremo un'ora di più. Io almeno così farei, dice voi mettete l'ora legale, io voglio fare l'ora solare. Così perlomeno pure in inverno alle 5 non è già notte ma alle 6. E poi in estate alle 9 come è sempre stato, diciamo, quindi già immaginiamo che tra poco alle 4 e mezza, 5 qua già è notte, pensate un poco, già come ha detto Avvocatello, Silent Hill mi pare, scende proprio la nebbia, proprio le giornate si accorciano proprio in modo esagerato. Mi sa che sì, Avvocatello, tu stupido Silent Hill, perché là lo so il Silent Hill sia per la PlayStation che ci hai giocato, sia per il film, quindi so che lì è sempre crepuscolo, che ci sta tipo quella nebbia che deve attraversare la città, quindi il film è uguale, l'ho visto lo stesso, quindi è sempre notte là. Quindi lo so perché, come ripeto, sono un amante proprio dei film di paura. Ieri sera penso un po' con tutta quell'acqua che ha fatto, hai visto il video quello che ho fatto? Pioveva proprio di brutto, lampi, tuoni. Ho detto e ora che faccio? Erano le 1 e alla finale mi sono visto un film di paura, quindi tanto per cambiare un po', per spezzare la lancia a favore mio. Mi sono messo vicino al computer e mi sono visto un bel film di paura. Tanto fuori pioveva. Ieri sera, stanotte, anzi, ieri sera è poco. In effetti mi sono visto l'esorcista la Genesi. Non sapevo che cosa guardare, ho detto e che faccio? Mi vado a dormire. L'esorcista la Genesi però. Proprio atmosfera proprio bellissima. Fuori lampi, sì, sì, una cosa romantica, sì, lampi, tuoni, l'acqua che proprio si sentiva proprio a momenti ci allagavamo. È un bel film di paura, sono andato a dormire che erano le 3, mi pare, una cosa così. È tipo un sonnifero, diciamo, una cosa romantica, è un sonnifero proprio. Poi sono andato a letto bello tranquillo, proprio rilassato quasi. È più forte di me al finale. Quando non ho sonno devo vedere qualche film. Poi giro e giro, o vedo fantascienza o paura, quindi uno dei due. Diciamo che quasi tutti i film di fantascienza in realtà li sto vedendo tutti. Ciao Giuliano. In effetti adesso è iniziata la serie Supernatural, quella in America, quindi già la prima puntata l'ho vista. Stai alla quarta stagione, io sto alla 15ª, grazie. Io sto alla finale, la sto guardando in inglese. Penso che giovedì scorso ho visto la prima in streaming, Jasmine. Devi andare su streaming, devi fare streaming Supernatural 15x01 e ti esce. Ciao Michela. In effetti è come la devi vedere su un sito che non si può in effetti, perché in Italia arriva tramite streaming. Quindi l'ho vista, diciamo, giovedì
diciamo l'ho vista in inglese con i sottotitoli italiani, però partiamo da questo. Quindi è uscita la prima 15 per 01. Perché non puoi alla fine? Che ci vuole al finale? Vai sul sito, clicchi play e buonanotte. Basta scrivere Supernatural Streaming, Supernatural Streaming, fai streaming Supernatural 15 per 01 sub ita. Cerca, ti escono varie pagine e tu vai direttamente, te lo dico io dove andare, direttamente al genio dello streaming. Lì la trovi, l'ho vista lì io, quindi in effetti lo trovi subito. Clicca 2 o 3 volte, togli la pubblicità che compaie 2 o 3 volte e te lo vedi, quindi tranquillo. In effetti c'è solo quel casino iniziale che esce tutta quella pubblicità. Chiudi, metti play al centro e va. In effetti quando tu all'inizio metti play al centro incomincia ad arrivare un sacco di pubblicità. Tu chiudile, premi di nuovo su play, se esce la pubblicità la richiudi di nuovo, poi parte il video. E io così faccio da 15 anni. Quindi la vedo nei sottotitoli, però sto alla 15ª stagione di Supernatural. Perché se aspetti che arrivi su Rai 1 esce tra 10 anni qua. Quindi già è incominciata l'Apocalisse lì, perché Dio si è ribellato e ha mandato l'Apocalisse, diciamo, nella prima puntata. E in effetti la 14ª su Rai 4 aveva iniziato che dovevano uccidere un loro amico e invece Sam ha preso la pistola magica e ha sparato a Dio, perché Dio ha detto che manovrava tutto e che Dio in effetti in questo Supernatural sì, diciamo è un scrittore, quindi lui dice organizza tutto lui. Allora, sapendo che siccome tutti i guai che hanno passato in questi 14 anni, dici tu sapevi tutto e ci stai manovrando come delle marionette a piacere tuo, quindi il regista sei tu, dici tutti questi guai ce li hai scritti tu. Si sono ribellati a Dio e hanno sparato a Dio con una pistola speciale. E quindi subito Dio si è adirato, no, si è adirato Dio e ha messo e ha messo l'Apocalisse in effetti, quindi gli zombie, tutti i demoni sono usciti fuori dall'inferno e adesso stanno vagando sulla terra, quindi uccidendo persone e cose. Adesso purtroppo è uscito un demone che si è impossessato del corpo di un loro amico, che in effetti li vuole aiutare. Li vuole aiutare perché dice che nell'inverno non ci sta più nessuno. Perché Dio dice chi è stato a liberare tutti i demoni, tutti gli spiriti, tutti i fantasmi? Perché lui in effetti torturava i dannati. Dice a me non mi piace questa situazione perché io stavo così bene all'inverno, io svolgevo il mio lavoro tranquillamente a condannare le persone, adesso sto qua sulla terra e che devo fare? Quindi adesso diciamo questo demone vuole aiutare i ragazzi a far tornare tutti quanti all'inverno, in effetti vuole chiudere questo spazio che Dio ha aperto, in effetti, anche se all'inizio non ci crede che è stato Dio ad aprire l'inverno, e dice che siccome è una lunga storia, sì, Metatron è Dio, Metatron è Dio, Jasmine è ridicolo ma lui è Dio. No, la corte, in effetti dovevano uccidere il figlio di Lucifero, grazie. Allora Dio ha creato un'arma e ha detto lo dovete uccidere voi, io non posso. Ma non era vero, in effetti. Dio gli ha dato una specie di cult, diciamo così, e dice che quella non è a proiettili ma è energia, quindi può uccidere una divinità, quindi un Dio pure. I ragazzi si sono visti disperati, dici ma come dobbiamo uccidere un amico? Si sono accorti che Dio in effetti aveva tutto organizzato lui, quindi dice sono anni che tu ci fai fare queste cose per tuo gusto, per tuo piacimento. In effetti una volta il sesso in questi 15 anni aveva detto un demone che lui si divertiva a fare mondi nuovi, a creare nuovi mondi e si divertiva a fare lo scrittore. Quindi aveva tanti mondi paralleli
e lui in ogni mondo faceva una sua versione, scriveva tipo un libro e faceva il suo mondo. Sì, sì, sta sempre lì, come Castiel. Castiel sta ancora con loro, sì, sì. Castiel è arrivato fino in fondo, in effetti. Adesso sta Castiel, Sam, Dean e questo qui, sì, in effetti stanno loro che adesso devono combattere con tutti sti demoni. Adesso questo demone che è uscito dall'inferno vuole aiutarli a riportare tutti quanti nell'inferno perché dice questo è il mio lavoro, io che faccio poi qua sulla terra? Quindi no, non è Bobby, è il figlio di Lucifero in effetti. In effetti sta molto più avanti. Lo so, ma lo devi guardare dall'inizio, avvocato. In effetti aveva avuto un figlio e quindi adesso, siccome è un arcangelo molto potente, aveva perso l'anima e quindi non aveva più sentimenti e allora aveva incominciato ad essere tipo come Dio, quindi riusciva a far cambiare i pensieri alla gente. Allora Dio aveva detto che era pericoloso per il mondo perché poteva distruggere il mondo, però lo dovevano uccidere i loro amici. Quindi Sam e Dean si sono trovati un po' in difficoltà, a dire ma come dobbiamo uccidere, comunque ci ha sempre aiutato, ci ha perso l'anima per colpa nostra perché a furia di aiutarli con i suoi poteri ha consumato la sua anima. Quindi poi in effetti non aveva più sentimenti, in effetti perdendo l'anima perdi i sentimenti, quindi è come non conosci il bene dal male, quindi senza anima non sei il vuoto in effetti. Pure a me è andata via, adesso mo la linea, mentre stavo parlando con voi, anche se oggi ricordatevi che ci sta ancora la tempesta solare in atto, quella da ieri, oggi e domani la tempesta solare, ragazzi, quindi può essere anche quello. Vabbè, comunque l'ho vista molto, questo qua è un classico di qua. E quindi diciamo alla fine adesso devono aiutare a ritornare tutte le anime all'inferno. Quindi vediamo come andrà a finire. Quindi in effetti sicuramente finirà male, però perlomeno Sam e Dean dicono non fa nulla di come andrà a finire, pure se moriremo, perlomeno non ci sarà più Dio a giudicare qua. Sì, a giudicarci e a farci come le marionette. Per la prima volta possiamo fare di testa nostra, perché Sam e Dean si sentono usati da Dio, nel senso che tutte le cose che hanno fatto le aveva scritte Dio. Dice tu ci hai usato fino all'ultimo, quindi dove sta il libero arbitrio? Tu non ci hai dato scelta, in effetti tu già sapevi, tu già avevi scritto la nostra storia, quindi Sam e Dean sono molto adirati con Dio e difatti invece di sparare il loro amico sparano a Dio. Perché dice tu sei sempre stato tu a scrivere la nostra storia. Sì, 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 ma al finale non fa nulla, in effetti esce sempre fuori. Metatron, sì, sì. In effetti Dio, se ti ricordi, non so mo tu a che parte stai, in effetti è Chuck, quello lì che fa lo scrittore. Ma non so se che parte stai tu di Supernatural, non mi ricordo poi perfetto. Comunque Dio è Chuck, quello che fa lo scrittore. Quindi non so se è Metatron, perché comunque stiamo parlando di 15 anni. Quindi Chuck è Dio in effetti. Poi nella 14ª puntata, non lo so se già state avanti, Dio c'ha una sorella pure, l'oscurità. È lo scrittore, sì, Chuck è lo scrittore, quindi quello è Dio. La sorella di Dio, in effetti, poi nella 14ª puntata fa venire l'oscurità, le tenebre sulla terra, perché vuole uccidere Dio e ci sta quasi riuscendo. Fortunatamente Sam e Dean, sì, sì, salvano Dio. No, in effetti, sai perché? La metafora qui, avvocate, è che Dio è luce e le tenebre è la sorella. Quindi in effetti la sorella è il buio, mentre la luce è Dio. Quindi in effetti diciamo sono sempre esistiti dall'inizio dei tempi
e quindi dice che il buio è la sorella e diciamo il sole è Dio, la luce. Allora la sorella che ritorna è molto più potente di Dio addirittura e cerca di ucciderlo. Poi fortunatamente grazie a Dean e Sam riescono a fermarla. Sì, sì, sono gli opposti e quindi li fanno fare pace perché avevano bisticciato e li fanno fare pace e poi partono per un viaggio molto lungo per cercare di capirsi meglio. Però in effetti loro hanno creato il mondo perché, come ben sapete ragazzi, c'è l'oscurità e c'è la luce, quindi entrambi si equivalgono, quindi ognuno può uccidere l'altro come Dio poteva uccidere l'oscurità, solo che l'oscurità manca a farlo apposta è più forte della luce. Però Sam e Dim riescono a far salvare la vita a Dio in effetti. E quindi poi parte questa stagione dove scompare Dio e la sorella per un anno, non si fanno più vedere. E poi Lucifero ha un figlio che sarebbe un arcangelo molto più potente, non simile a Dio, ma su per giù un po' inferiore. No, adesso stanno insieme Jasmine, non stanno solo che adesso Sam, siccome ha sparato a Dio, adesso c'ha tipo un proiettile conficcato nella spalla che sta prendendo sempre più infezione, come un cancro, diciamo. E quindi si presuppone che forse Sam morirà perché siccome ha sparato a Dio, questo proiettile, perché Castiel ha provato con i poteri a guarirlo e mi ha detto è troppo potente, è una cosa di Dio, non ce la faccio. E forse secondo me nel finale di stagione forse Sam sarà quello che forse morirà, non lo so, io lo presumo, Però è una bella serie ragazzi, però bisogna guardarla dalla prima serie fino all'ultima, se no uno non capisce nulla, dice Peppe che sta dicendo. Quindi questa è la 15ª stagione, ma sto aspettando con impazienza venerdì, perché giovedì esce dalla TV diciamo americana. Sì, sicuramente sì, o moriranno tutti e due, sia Sam che Dean, oppure Castiel, non lo so, mo si deve vedere, perché in effetti devono far tornare l'oscuro, diciamo, tutti i demoni all'inferno. Quindi adesso tutti i demoni che hanno ucciso tutti i demoni che hanno ucciso adesso stanno sulla terra, quindi adesso tutti quanti cercano Sam e Dean perché vogliono vendicarsi, quindi loro in tutti questi 14 anni hanno fatto tutti Alastair, tutti questi che sì, sì, tutti questi demoni che hanno ucciso, Alastair, tutti i famosi demoni che avevano fatto fuori, ora stanno sulla terra liberi. E adesso pure che avevano ucciso a Lucifero, cioè al diavolo stesso, in effetti ora cammina sulla terra insieme a tutti gli altri demoni e fantasmi. Quindi adesso mi immagino che è proprio un'apocalisse nel vero senso della parola. Quindi dovranno far tornare tutti quanti dentro. Quindi anche l'arcangelo Michele è scappato dalla gabbia perché l'avevano rinchiuso, perché questo arcangelo Gabriele veniva da un mondo parallelo al nostro, però non era buono, era cattivo, quindi adesso devono fare attenzione a Satana, all'arcangelo Michele, quindi un casino. Poi ci sono i cavalieri brava che adesso stanno liberi perché sono usciti dall'inferno. Quindi sarà secondo me una stagione davvero, secondo me sarà pure l'ultima, mi dispiace, ma secondo me sarà molto intensa in effetti perché ci saranno tutti i cavalieri, Lucifero, gli arcangeli, tutti i demoni che hanno ucciso nel corso delle 14 stagioni. In effetti Alastair adesso è libero per la terra, quindi mo sicuramente Alastair sta cercando i ragazzi per vedere dove stanno, quindi sicuramente nella 15ª stagione Alastair si vorrà vendicare di Sam e di Dean. Quindi questo demone che è uscito che li vuole aiutare, in effetti ha detto che lui è un fan di Dean,
perché quando Dean stava all'inferno lui era il più bravo a torturare le anime dei dannati. Quindi questo qua dice io sono un tuo ammiratore perché io sapevo che dopo tanti anni che ti hanno torturato avevi deciso anche tu di diventare un demone in effetti. Poi sappiamo tutti che Dio lo va a prendere all'inverno e lo salva e lo riporta sulla terra. In effetti la storia è parecchia lunga, ragazzi, qua. Qua se vorremmo raccontare Sam e Dean Supernatural ci vorrebbero una live da 70-80 ore. Sì, Dean in effetti sta all'inferno, quando muore va all'inferno, viene torturato da Alastair, poi Alastair gli dà una, diciamo, una possibilità. Se Dean incomincia a torturare le anime dannate, lui smetterà di torturarlo per l'eternità. Allora Dean a un certo punto crolla e incomincia anche lui a torturare le persone. Poi fortunatamente Dio lo va a prendere, in effetti manda il suo angelo e lo va a prendere dall'inferno, quindi diciamo da là lo va a prendere anche contro il potere di Satana, lui lo prende e lo porta via e lo resuscita. Adesso è tornato un demone dall'inferno nella 15ª puntata che dice che è un fan di Dean perché sapeva che parlavano tutti bene, ciao Stellar, parlavano tutti bene di Dean all'inferno come miglior torturatore, diciamo, delle anime. E Didi gli dice guarda è roba passata, quindi non parliamo delle cose vecchie. E lui sa, guarda Din come un'ammirazione questo demone con Din. E così è finita la puntata. Adesso dobbiamo aspettare giovedì prossimo che esce in America, poi io qua lo posso vedere venerdì sera. No, sì, è un casino proprio, ma chissà che succederà, non lo so. Non hanno fatto neanche il trailer proprio perché vogliono tenerci col filo, come si dice, col rasoio ci vogliono tenere. Però già è incominciato bene. In effetti questo demone ha aiutato a far scomparire un po' di anime che stavano in giro vicino a loro, che l'avevano attaccate. Ha fatto tipo un campo di protezione con il sale e ha fatto scomparire tutte le anime dei dannati. Però ha detto io l'ho solo allontanata, adesso ritorneranno di nuovo, non è che le ho uccise, quindi l'ho solamente fatto perdere un po', perdiamo un po' di tempo. Diciamo hanno guadagnato un po' di tempo, ma poi torneranno. Quindi diciamo che adesso incomincia la vera avventura. Dio se n'è andato in un altro mondo, quindi ha abbandonato questo mondo. Quindi può darsi che chiameranno la sorella di Dio a fare pulizia, non lo so, mo. Mo in effetti tutta la terra ci stanno tutti quanti, Alastair, quello con gli occhi gialli all'inizio che uccide la mamma di Sam e di Dean. Stanno tutti i demoni presenti sulla terra, quindi adesso tutti i demoni che sono stati uccisi da Sam e Dean stanno sulla terra, compreso Lucifero e l'arcangelo Gabriele che ma non credo, grazie, che Sam e Dean si sposeranno. Io credo che quest'ultima puntata qualcuno dei due morirà, se non tutte e due, perché in effetti ho letto già sul quotidiano, diciamo, sì, quello che inizia con gli occhi gialli, sì, sta anche lui adesso. Quindi tutti quanti stanno cercando Sam e Dean, occhi gialli. Il demone come lo chiamavo, dei crocevia che fa i patti nei crocevie delle strade. Quindi adesso tutti quanti danno la caccia a Sam e Dean perché vogliono vendicarsi. Quindi questa 15ª stagione si prevede un casino proprio. Immagina tutti questi qua, sì, quello dei patti, quello dei crocevia. Come si diceva, nei crocevia, facendo una formula magica, si faceva il patto con un demone del posto, diciamo. Che poi al finale era sempre l'anima che dovevi dare, quindi allora sono quelli i demoni dei crocevie, cioè delle strade, che vengono, ti danno quello che vogliono, però alla fine vogliono l'anima, quindi li chiamano i demoni dei crocevia. Poi ci stanno Lilith, se ti non so se Lilith già l'hai trovata, il demone Lilith, che già aveva avuto modo, che Sam ha distrutto, se ti ricordi.
Sì, una voglia. In questa serie l'hanno venduto quasi tutti, l'anima. E poi Sam e Dean sempre pronti a recuperare la loro anima. Lilith, sì. Però qua stiamo parlando proprio delle prime serie, eh. Quindi qua stiamo proprio... io sto all'ultima. Quindi sto aspettando con ansia che arriva venerdì per vedere, diciamo, la seconda puntata della 15ª stagione. Vabbè ragazzi, vi saluto, ci sentiamo più tardi. Quindi tra un po' un'ora indietro, quindi possiamo vedere i film di paura pure alle 5, tanto è notte. Se fa maltempo lo puoi guardare pure alle 5. Vabbè ragazzi, vi saluto e ci sentiamo dopo. Sì, sì, poi diventa grande in effetti. Ora è bambina, sì, poi diventa grande. Sì, in effetti lo scopo di Lilith è che Sam Sam la deve uccidere perché così uccidendo Lilith si avvera la profezia. Quindi, come regola, Sam non dovrebbe uccidere Lilith. Quindi, automaticamente, quando uccide Lilith, Sam acquista il potere di un demone. In effetti, con i suoi poteri che ha, poi farci caso, gli occhi incominciano a diventare neri a Sam perché ha questo potere. E poi, dopo l'uccisione di Lilith, si libera Lucifero. In effetti, quindi, con la morte di Lilith, che è fatta appositamente per fare questo, si libera Lucifero dall'inferno. Quindi è questo il compito di Lilith, cercare di farsi uccidere attraverso i poteri di Sam per liberare Lucifero dall'inferno. Quindi ecco perché Lilith esce in questa storia. Quindi al finale, dopo che Sam avrà ucciso Lilith, si vede formarsi un cerchio di sangue e poi uscire dall'inferno Lucifero proprio in persona. E quindi Sam dice allora questo era un inganno per aprire questa porta. Quindi diciamo un'avventura bella ragazzi, se uno se la vede dall'inizio, guarda io tranquillamente inizierei dalla prima puntata e me la vedrei tranquillamente tutta la notte. Dalla prima fino all'ultima. Io ancora ora certe volte quando non ho nulla da vedere mi vado a vedere qualcosa di vecchio. In effetti mi vado a vedere quando uccidono Alastair, quando uccidono Lilith, quando si libera Lucifero. Sai, le scene più belle in effetti. Vabbè ragazzi, buona serata a tutti, ci sentiamo dopo per qualche altro video, quindi a dopo. Ciao Jasmine, ciao Avvocatella, ciao a tutti.